Buongiorno e buona domenica, ben ritrovati in diretta anche oggi per accompagnarvi in questa mattinata e raccontarvi le notizie principali di queste ultime ore. In regia ringrazio Antonio Esposito e Mattia Pizzaia e iniziamo subito a raccontarvi la cronaca in primo piano come sempre con quanto accaduto in una piazzola di sosta lungo l'autostrada A31 Valdastico Sud tra Ponte di Mossano e Albettone. Siamo in provincia di Vicenza, al culmine di una lite. Una donna ha accoltellato all'addome il marito. L'episodio, secondo le prime indiscrezioni, è accaduto nella notte, intorno alle 4. La coppia si era fermata in questa piazzola di sosta probabilmente per chiarirsi appunto durante la discussione. Entrambe le persone coinvolte, quindi marito e moglie, sono di origini statunitensi. Sul posto sono intervenuti i sanitari del SUEM, i carabinieri della SETAF. La donna, da quanto si apprende, è trattenuta in caserma in attesa di ricostruire l'accaduto. E restiamo a Vicenza con una spaccata accaduta all'alba di oggi in una gioielleria nella centralissima piazza Biade, a 2 passi dalla Basilica Palladiana. I malviventi hanno preso di mira il negozio di preziosi Frasson. I banditi hanno agito intorno alle 5:30. Secondo le ricostruzioni hanno divelto la saracinesca, rotto la porta e sono entrati portando via molti gioielli ancora da quantificare. L'ammontare del bottino indaga la polizia, che è alla caccia naturalmente della banda. E è rientrato all'aeroporto romano di Fiumicino, scortato da personale di servizio per la cooperazione internazionale di polizia della direzione centrale della polizia criminale, Joel Luciano Lorenzo. L'uomo accusato di aver partecipato attivamente nell'omicidio di Margherita Ceschina, accaduto a Conegliano il 23 giugno 2023. L'uomo sarebbe uno dei 3 esecutori dell'omicidio orchestrato dal marito della donna. E adesso torniamo all'inaugurazione dell'anno giudiziario a Venezia, inaugurazione trasmessa in diretta da Antenna 3, che ha visto una contestazione al sottosegretario Andrea Ostellari e alla riforma della magistratura. Quando l'esponente del governo ha preso la parola, i magistrati sono usciti dall'aula in segno di protesta. Sottosegretario Ostellari, a lei la parola. La ringrazio per la sua presenza. Una fila composta da decine di magistrati abbandona la sala della Corte d'Appello di Venezia non appena viene annunciato l'intervento del sottosegretario alla giustizia Andrea Ostellari. Una protesta annunciata e silenziosa contro la riforma del governo Meloni che separa le carriere di magistrati requirenti e giudicanti, con conseguente spezzettamento in 2 del CSM, i cui componenti saranno scelti per sorteggio, e l'istituzione di un'alta corte disciplinare dei magistrati attiva sia in primo che in secondo grado, senza possibilità di ricorso in Cassazione. Una riforma che modifica la Costituzione ed è accusata di indebolire la giustizia e togliere autonomia e indipendenza alla magistratura. Prendo atto di questa manifestazione a cui abbiamo assistito. La riforma della giustizia che il governo Meloni sta conducendo con un'amplissima maggioranza, ha commentato Ostellari difendendo la riforma punto per punto, è frutto di una volontà politica sostenuta da un'altrettanto ampia volontà popolare. Ma una riforma di questa portata, ha osservato il vicepresidente del CSM Fabio Pinelli, dovrebbe essere condivisa. Si tratta di interventi riformatori di ampia portata sui quali non è solo inevitabile ma forse anche opportuno che siano accompagnati da un dibattito pubblico, scientifico e istituzionale. Poco prima un'accoglienza che difficilmente si vede in questi contesti aveva sottolineato l'intervento del presidente della Corte d'Appello di Venezia Carlo Citterio, che aveva chiuso citando una frase del presidente della Repubblica Sergio Mattarella proprio sulla Costituzione. È un'impresa che si trasmette da una generazione all'altra perché la speranza non può tradursi soltanto in attesa inoperosa.
Ancora una volta l'apertura dell'anno giudiziario 2025 è stata contrassegnata dalla denuncia di carenze di organico a cui pongono rimedio solamente gli sforzi e la buona volontà di chi lavora nei tribunali. Ma la giustizia veneta dovrebbe rinforzarsi anche di fronte al radicamento della grande criminalità organizzata in tutta la regione. Le indagini svolte e le sentenze emesse restituiscono la mappa territoriale che vede prevalentemente l'aggressione alle province di Padova, Venezia, Verona e Vicenza. Una giustizia che tarda non è giustizia, ha concluso il presidente dell'Ordine degli Avvocati di Venezia, Tommaso Bortoluzzi, ricordando le pendenze dell'istituzione che oggi è in maggiore difficoltà, il giudice di pace. A Venezia un ricorso depositato a novembre del 2024 vede fissata la prima udienza per la seconda metà dell'ottobre del 2027. E magistrati fuori dall'aula anche a Napoli, mentre parlava il ministro Carlo Nordio. Sapevamo ma non condividiamo, e chiarisce il sottosegretario Ostellari, questa riforma garantisce l'autonomia dei magistrati. Quello che ci siamo chiesti anche oggi è se la manifestazione è rivolta più al tema della separazione delle carriere, che non mina l'autonomia di nessuno, o se invece è una manifestazione che cerca di ostacolare la riforma del prossimo CSM. Era preparato a quello che sarebbe potuto accadere il sottosegretario alla giustizia, il veneto Andrea Ostellari. L'uscita dei magistrati dall'aula l'aveva prevista e così il loro rientro una volta finita la sua relazione. Una manifestazione di protesta silenziosa, fotocopia di quella avvenuta a Napoli nelle stesse ore, mentre a parlare era il ministro Carlo Nordio. È una libera manifestazione del pensiero che però non condividiamo, chiarisce Ostellari, cui preme anche sottolineare. Se questo è il punto, quindi il tema del sorteggio, l'avversione a questa nuova modalità, allora noi dobbiamo essere chiari, lo intendiamo perseguire questo e proseguire in questa strada, perché il sorteggio andrà ad eliminare soprattutto la degenerazione del sistema delle correnti, che troppi episodi negativi abbiamo visto in tutti questi anni. Risponde Ostellari rilanciando sulle graduatorie regionali per assumere personale, citate con orgoglio oggi a margine anche dal governatore del Veneto Luca Zaia. Noi siamo di fatto l'unica regione d'Italia che ha chiuso una convenzione e dà modo al Ministero, quindi dà modo alla magistratura, di fare lo scorrimento delle nostre graduatorie e poi i distacchi che facciamo dei dipendenti della regione. Noi crediamo che l'efficienza della magistratura sia un fatto di civiltà e sia un fatto anche di competitività del territorio. Autonomia differenziata come antidoto alla carenza cronica divenuta emergenza dei giudici di pace. Sullo stato di salute della giustizia italiana oggi è intervenuto anche l'ex ministro della giustizia Piero Fassino, eletto alla Camera in Veneto per il Partito Democratico, contrario da sempre alla separazione delle carriere. Questa mattina è stata denunciata una situazione di carenza di organici, sia di magistrati sia di personale amministrativo, in tutti i tribunali del Veneto, che ovviamente è la questione fondamentale, perché quando la giustizia è troppo lenta non è più giustizia. Il rogo nel condominio di Meledo di Sarego. I residenti dei 12 appartamenti evacuati hanno trovato una prima sistemazione grazie anche al comune. Ora servono con urgenza imprese edili disponibili per il ripristino. Dopo gli esami medici ed essere stata tenuta in osservazione tutta la notte, è stata dimessa dall'ospedale questa mattina la bimba, la più piccola dei 9 intossicati dal fumo dell'incendio del condominio a Meledo di Sarego. A lei e ai suoi genitori l'amministrazione comunale ha proposto i locali del centro parrocchiale San Maurizio, dove trovare una sistemazione di fortuna grazie all'immediata mobilitazione della protezione civile locale. E siamo stati qua con l'assessore alla sicurezza, il Federico Negro, fino alle 10:30 ieri sera, perché così abbiamo cercato insieme con Protezione Civile e Parrocchia di dare una sistemazione, una collocazione a quelli che non avevano una rete di amicizia o di parenti per poter trovare rifugio per questi giorni, per queste notti. In tempo zero abbiamo attivato il gruppo di Protezione Civile, il quale ci ha fornito delle brandine
per la notte e li abbiamo messi praticamente in un edificio parrocchiale grazie anche alla collaborazione del parroco. Ad innescare il rogo molto probabilmente un cortocircuito di un quadro elettrico. Provvidenziale l'intervento dei vigili del fuoco che hanno subito circoscritto le fiamme e salvato direttamente dai poggioli i residenti e i loro ospiti intrappolati dal fumo. È solo nei momenti di necessità e di emergenza come queste che si vedono e si capisce se effettivamente un appartamento è tenuto a regola secondo il regolamento di edilizia urbana o se invece poi ci sono ospitalità non dichiarate e che in questi casi potrebbero veramente creare serie difficoltà, perché ci è andata bene, ma se fosse andata male quanti sarebbero stati dentro? Oltre agli intossicati, una ragazzina si è ferita ad un piede cercando di fuggire. Ora è il momento di guardare avanti. Il punto è che ovviamente è una palazzina privata con 12 appartamenti tutti privati. Il comune può arrivare fino ad un certo punto e quello che stiamo facendo lo stiamo facendo soltanto per spirito civico, per spirito di umanità sostanzialmente. Adesso dobbiamo cercare di aiutare questi residenti a trovare delle aziende in modo tale che in tempi celeri possano ripristinare l'impianto elettrico affinché loro possano rientrare nelle loro abitazioni, insomma nelle loro case. Emergenza furti, microcriminalità in Veneto ma anche in Friuli Venezia Giulia. In questo caso siamo a Trieste con un furto in un bar tabaccheria di Viale 20 Settembre. I ladri sono entrati scassinando la porta d'ingresso e hanno portato via il fondo cassa e pacchetti di sigarette. L'intervista al titolare. Terzo furto in 20 giorni qui in Viale 20 Settembre. Dopo il pub e il negozio di parrucchiere, toccato al piccolo bar tabaccheria da Fabri che si trova qui vicino al Teatro Rossetti. I ladri sono entrati nella notte forzando la porta d'ingresso, hanno portato via il fondo cassa e alcune stecche di sigarette. Oltre alla cassa, che conteneva circa 250 euro in contanti, i ladri hanno fatto razzia di sigarette, causando al proprietario un danno ancora da quantificare con esattezza. I malviventi hanno agito di notte e sono stati ripresi dalle telecamere del locale. Le immagini dell'impianto di videosorveglianza sono ora in mano alla polizia che sta indagando su questo nuovo furto in pieno centro città. Il titolare del bar tabaccheria si è accorto del furto soltanto questa mattina alla riapertura dell'attività. Stamattina sono venuto a aprire la tabaccheria, un bar come al solito, e ho trovato la porta come che aperta. Sono molto dentro e ho trovato la porta e la cassa buttata per terra, roba buttata per terra. Ho chiamato la polizia e basta. Ci sono dalle telecamere e basta. Quanto vi hanno rubato? Il fondo cassa era sui 2,50 circa e l'importo di sigarette non posso dire perché stiamo ancora controllando. È il terzo furto che si verifica in un mese qui in Viale. Io sono 30 anni qua, mai avuto niente. 30-33 anni che sono qui, sono tanti anni, mai successo niente. Questa è la prima volta. Hanno scassinato proprio la porta? Ci hanno forzato la porta, non so come, probabilmente non sono trovato. E basta. E restando a Trieste, una rapina ai danni di un'anziana in via Foscolo con diversi testimoni. Un impiegato di un'attività della zona si è lanciato all'inseguimento del rapinatore senza però riuscire a raggiungerlo. Le telecamere del negozio hanno ripreso la scena. Noi eravamo lì al lavoro sostanzialmente e il mio collega che era più verso la zona della vetrina mi ha detto guarda che c'è una rapina, guarda che c'è una rapina. Io sono corso praticamente lì all'ingresso, gli ho detto intanto chiama il 112, sono uscito col telefonino, ho visto la donna che si stava rialzando e il ragazzo che correva verso la zona della piazza Garibaldi. A parlare uno dei testimoni della rapina di via Foscolo che preferisce restare nell'anonimato. L'uomo che lavora in un'attività della zona si è lanciato coraggiosamente all'inseguimento del rapinatore verso piazza Garibaldi e via Pascoli. Il giovane era molto veloce, il rammarico dell'inseguitore è che in quel momento non ci fossero pattuglie a presidiare la zona. Siamo arrivati proprio in piazza Garibaldi, in quel momento io ho sperato veramente che ci fosse una pattuglia, carabinieri, polizia locale, qualcosa. Purtroppo il ragazzo correva veramente veloce e io nel frattempo correndo ho contattato il 112, il ragazzo ha girato in via Pascoli e quando praticamente l'abbiamo visto era distante circa un 50 metri da noi ormai
abbiamo praticamente visto che qualcuno gli ha aperto un portone, lui ha buttato dentro il giubbino ed è rimasto solo con la felpa bianca. Finalmente poi è arrivata la pattuglia dei carabinieri e loro hanno cercato poi di acciuffarlo, però probabilmente lui si è infilato in qualche altra androna o si è nascosto, è andato in qualche appartamento. L'uomo conferma inoltre le testimonianze già raccolte ieri, il rapinatore non ha agito da solo. E quello che posso dirvi che sicuramente non era da solo, perché comunque davanti, anche parlando con il barbiere che è di fronte, anche lui ha detto che comunque c'era sicuramente un altro complice, se non addirittura due, che hanno proprio fatto la posta, hanno proprio atteso, fra virgolette, la vittima, no? Hanno individuato la signora anziana più indifesa e è stata proprio una cosa, cioè, con destrezza, è stata proprio una brutta scena, francamente. Immagini davvero allucinanti. Torniamo in Veneto con il presidio ieri a Sant'Orso della segretaria del PD Elie Schlein per una sanità diversa. Così non va, dice, con queste liste d'attesa si regala tutto ai privati. Il diritto alla salute è un diritto fondamentale, costituzionale, e noi ci battiamo anche nel nome di donne straordinarie come Tina Anselmi, che volevano una sanità che curasse chi da solo non ce la fa, come dice la nostra Costituzione. Approda all'ospedale di Sant'Orso la campagna del Partito Democratico per una sanità diversa. A una manciata di chilometri da dove Tina Anselmi, madre della sanità per tutti, è vissuta, ha studiato e si è formata. Noi difendiamo la sanità pubblica universalistica dai tagli e dalla privatizzazione che porta avanti la destra che governa. Continuano a mentire e dire di aver fatto il più grande investimento sulla sanità pubblica nella storia. Sanità per tutti vuol dire anche possibilità di cura per tutti, possibilità di accedere a visite ed esami senza dover aspettare anni per una prestazione. In ballo, infatti, c'è anche l'enorme buco nero delle liste d'attesa. Lo sanno che ci sono i reparti che si svuotano, mancano gli infermieri e i medici, e quello che accade è che le liste d'attesa si allungano all'infinito. Non è possibile aspettare un anno e mezzo per fare una gastroscopia o una mammografia, vuol dire uccidere la prevenzione in Italia. Una situazione che, come hanno già sottolineato molte altre voci, rischia di andare a ingigantire il settore privato per una regola che una volta era l'eccezione, ma che potrebbe diventare una drammatica normalità. Chi ha i soldi da solo va dal privato e salta l'attesa, e chi però non ce li ha sta rinunciando a curarsi. Sono 4 milioni e mezzo di italiani in queste situazioni. Noi con le altre opposizioni abbiamo proposto 5 miliardi e mezzo in più sulla sanità pubblica per assumere i medici e gli infermieri che mancano e per riuscire ad abbattere davvero la lista d'attesa. Lotta allo spaccio di droga a Padova, il pusher arrestato cercava di confondersi tra i bisognosi in coda per ricevere un pasto alle cucine popolari. Controlli antidroga della polizia in zona stazione a Padova. Il bilancio è l'arresto di un marocchino irregolare di 45 anni che spacciava hashish nascondendosi all'interno delle cucine popolari per evitare i controlli. In manette anche un nigeriano 35enne, irregolare in Italia, già noto alle forze dell'ordine, che attendeva i clienti sotto i portici di via Tommaseo. Ad Abano Terme, invece, arrestato un italiano di 50 anni, disoccupato, per spaccio di cocaina e detenzione ai fini di spaccio di oltre 100 pastiglie di ecstasy e anfetamine. Il marocchino è stato sorpreso mentre si nascondeva all'interno delle cucine popolari di via Tommaseo, sperando di riuscire a sfuggire ai controlli della polizia, confondendosi tra chi ogni giorno fruisce dei pasti di quella struttura. Gli agenti hanno notato il magrebino sostare a lungo all'interno dell'androne delle cucine, senza mai mettersi in fila con gli altri per ricevere il pasto. Sembrava attendere qualcuno e in effetti ogni volta chi tra le decine di giovani che tutte le mattine percorrono quella via gli faceva un cenno con la mano, lui usciva e i due si allontanavano per pochi minuti verso Piazzale Stazione. Subito dopo il marocchino tornava da solo all'interno dei locali delle cucine. A ripetersi della scena più volte osservata, i poliziotti sono intervenuti non appena hanno visto lo scambio tra il marocchino e un 27enne che gli ha consegnato 15 euro in cambio di 3 grammi di hashish. Il cliente ha tentato di scappare per evitare il controllo, ma è stato subito bloccato da 2 poliziotti contro cui ha reagito spintonandoli e scalciando, prima di essere fermato e denunciato per resistenza a pubblico ufficiale. Poltroncine divelte al parco di Rossano Veneto, l'assessore alla sicurezza invita i vandali a costituirsi.
A nome mio e a nome dell'amministrazione desidero invitare i responsabili di questo brutto atto vandalico a costituirsi al nostro comando di polizia locale ed assumersi le responsabilità di quanto fatto. Se sono minorenni, accompagnati da dei genitori. Sono avvisati gli autori dell'ennesimo atto vandalico che si è verificato nei giorni scorsi nell'area verde retrostante Villa Caffo Navarrini a Rossano Veneto, dove c'è chi si è divertito a sradicare dall'impalcatura metallica di una delle due tribune più di una trentina di sedute, gettandole tutt'attorno. Un episodio che l'amministrazione intende perseguire senza se e senza ma, pensando anche che non è la prima volta che la stessa tribuna, usata durante i numerosi eventi estivi, viene presa di mira da chi non ha altro da fare se non danneggiare la cosa pubblica. È già la terza volta, la terza occasione. Le due precedenti siamo riusciti a individuare due gruppi diversi di ragazzi minorenni e siamo riusciti appunto individuarli e accompagnarli anche dalle famiglie. Hanno negato di essere stati loro a fare il danno, però è vero anche che non avendo la prova si ha un po' le mani legate. Quest'estate c'erano le piante a ostruire le immagini delle telecamere, adesso senza foglie le telecamere dovrebbero aver inquadrato, sta indagando il nostro comando unitamente ai carabinieri e dovremo riuscire quantomeno a trovare i responsabili. Ecco, certo è che fa rabbia. Adesso io ho dato mandato al nostro ufficio lavori pubblici di togliere tutte le seggioline che saranno poi messe ogni qualvolta ci sarà la necessità per qualche manifestazione. Fa rabbia anche la questione di vedere deturpata così la cosa pubblica. Non posso neanche sentire giustificazioni del tipo che non ci sono spazi per i ragazzi, per i nostri giovani, perché Rossano in particolare ha un'offerta sportiva importante, ce ne sono attività se uno vuol fare qualcosa. Ecco, giustificare anche da parte di qualche adulto queste azioni dicendo che vengono fatte perché i ragazzi non hanno spazi adeguati, secondo me è irresponsabile, sono affermazioni irresponsabili. Incendio nel vano scale di una palazzina a Santa Lucia di Piave, a prendere fuoco un passeggino e una bicicletta. Si ipotizza il dolo, il sindaco Fantinel dice andremo a fondo della vicenda, preoccupante che accadano cose di questo tipo in un paese piccolo. Ho visto fuoco, oh signore, ho detto, ho aperto appena, non potevo perché veniva il fumo proprio dalla porta, subito ho dato a mio figlio e a mio marito andiamo fuori perché non si può insomma stare dentro, siamo usciti dalla finestra grande qua. Un rumore sordo che ha insospettito la famiglia riunita sul divano per l'inizio del film, poi il fumo. Erano infatti circa le 21:40 quando nella palazzina di Via Bolda, a Santa Lucia di Piave, un passeggino e una bicicletta riposti su un vano scale hanno preso fuoco mettendo in allarme gli inquilini dei 6 appartamenti. Ho sentito un rumore, diciamo, poi mio figlio ha chiamato i vigili del fuoco subito. Dopo 15-10 minuti circa sono arrivati, anche gli altri hanno chiamato. Immediato l'arrivo dei vigili del fuoco giunti dai distaccamenti di Conegliano e Vittorio Veneto che hanno messo in sicurezza i residenti, soccorrendo anche un signore in sedia a rotelle e spento in poco tempo l'incendio. Paura da morire, perché vedendo tutto quel fuoco là abbiamo detto Dio, che io pensavo che venisse dal vicino di casa, no, il fuoco, perché non si capiva bene. Magari hanno preso fuoco loro da dentro. Invece no, era proprio fuori. Circa 2 ore la durata dell'intervento, dopo il quale i residenti, quasi una quindicina in tutta la palazzina, hanno potuto rientrare nelle loro abitazioni. Tutti gli appartamenti sono poi stati controllati con multigas senza rilevare nessuna anomalia. Rimasti attivi tutti gli impianti elettrici, nessun ferito. Sulle cause dell'incendio non si esclude nessuna ipotesi, ma quello che si sospetta è il dolo legato a dei dissidi tra vicini. So che è stato bruciato il seggiolino, il passeggino della bambina e più una carrozzina tutta in plastica. Niente batterie, corrente, niente di niente. È un giallo, diciamo, noi non è che andiamo d'accordo, siamo solo 6 famiglie, è strano anche per noi. Un giallo che il sindaco Fiorenzo Fantinel vuole risolvere perché tutte le ipotesi portano al dolo. Una carrozzina e una bicicletta che possono propagare fiamma mi sembra abbastanza singolare quanto improbabile. In un contesto così piccolo come questa residenza mi preoccupa non poco, sono gesti che se confermati sono non solo stigmatizzabili ma ci mettono così in forte apprensione perché è evidente che può accadere di tutto.
Autovelox, arriva un nuovo parere dell'Avvocatura dello Stato che equipara omologazione e approvazione. Ossigeno per i comuni, ma l'esperto della materia frena. Sono cose diverse, la partita è aperta, dice l'avvocato Fabio Capraro. Una vicenda infinita, quella degli autovelox, che sembra segnare un punto a favore dei comuni. È delle scorse ore infatti la trasmissione alle prefetture di un parere dell'Avvocatura dello Stato con cui si dice come omologazione e approvazione dei dispositivi siano due procedure omogenee. Questo significa che le multe provenienti da autovelox non omologati ma solo approvati sarebbero valide. Per le casse dei comuni un parere che fa la differenza dopo mesi ad alto tasso di ricorsi. Di fatto è uno strumento di tutela e di difesa da parte dei comuni a fronte delle denunce che in questi mesi erano arrivate e soprattutto certifica la buona fede e il giusto operato da parte delle amministrazioni locali. Ringrazio il Ministro, ovviamente questo è un primo passo, il secondo sarà quello poi di definire i parametri di omologazione delle tecnologie in modo tale che si possa procedere anche alle omologazioni. L'emanazione di questa circolare non verte sicuramente sulla volontà di fare cassa, stiamo parlando di sicurezza stradale, sappiamo benissimo quali sono le cifre delle vittime della strada ogni giorno, sappiamo anche che il governo si è già mosso in un tavolo concertato con il Ministero delle Infrastrutture, il Ministero dei Trasporti, il Ministero del Made in Italy ed ANCI per dipanare la questione in modo definitivo anche da un punto di vista legislativo. Insomma, il parere dell'Avvocatura è ossigeno per i comuni, ma non chiude per stessa ammissione dei sindaci la partita. Si dice invece sbalordito Fabio Capraro, avvocato trevigiano che da sempre si occupa della materia. Forse ci potrà essere qualche sporadico giudice di pace o magistrato che ritenga di andare a disattendere quelle che sono, ripeto, non solo le sentenze della Corte di Cassazione, ma quella che è la legge. Se uno si chiama Giovanni non è Pietro, Pietro è una persona, Giovanni è un'altra. Qui siamo allo stesso discorso, l'omologazione è l'omologazione. Io non capisco perché non fanno queste norme di tecniche per arrivare a una omologazione dell'apparecchio, non riesco a capirlo. Noi ci fermiamo per qualche istante di pubblicità, tra poco. Rieccoci in diretta ad accompagnarmi in questa seconda parte un volto che ormai conoscete tutti. Buongiorno, buona domenica Cristian Demma. Buongiorno, buona domenica anche a voi. Presidente dell'associazione Furti in Corso, la pagina Facebook è diventata poi un'associazione, un osservatorio particolare sul fenomeno dei furti, ma della microcriminalità in generale, perché poi si segnalano truffe, si segnalano le rapine, si segnalano i vandalismi, insomma tutti quegli episodi che purtroppo conosciamo e vi raccontiamo noi quotidianamente nei nostri telegiornali. Furti ormai all'ordine del giorno, ma questo ahimè è un dato di fatto. Quello che sta diventando invece anche preoccupante è la rabbia crescente nella gente, rabbia che noi raccontiamo anche quando andiamo sul posto dove è accaduto il furto. Sempre più spesso sentiamo la gente che dice o si interviene con pene certe oppure la gente arriverà a farsi giustizia da sé. Viene raccontato nei social, ma viene raccontato anche a lei personalmente. No, c'è stato proprio un'escalation. No? Voi andate via, diciamo, a fare le interviste, io lo dicevo sia nei social ma poi nel privato, e lo abbiamo sempre raccontato da ormai un anno che c'era questa paura che crescesse questa rabbia. In realtà oggi il 90% delle reazioni sui post, sui gruppi Facebook in generale, non solo il nostro, è proprio quello di adesso mi arrangio io, mi sistemo o succede qualcosa, no? E poi io mi sono trasformato in uno sportello virtuale, ahimè, nel senso che vengono proprio a sfogarsi con me. E ormai dove lei lavora? Esatto, dove lavoro, ormai devo prendere l'appuntamento per farlo in pausa pranzo, sennò diventa complesso da gestire, dove la gente ha bisogno di capire come fare a difendersi e anche un po' sfogarsi la rabbia che sta crescendo, no? Cioè, ormai è il classico post dove adesso ci penso io, mi compro un'arma, la prossima volta non chiamo nessuno. Siamo arrivati proprio a dei livelli di allarme sociale che lo avevamo già detto, nessuno fino ad oggi ha fatto nulla e quindi sta crescendo e secondo me l'argine si sta rompendo ormai.
Cioè il passo tra lo scrivo sui social o lo dico a Christian Dem a passo effettivamente a farmi giustizia o perlomeno a cercare di difendermi è breve. Sì, è molto breve, siamo lì perché una volta c'erano solo 2 o 3 persone che parlavano di armi, no? Anche nei post, nei social, perché è un argomento molto complesso, molto difficile, anche. delicato. Invece oggi sembra sdoganato il fatto di dire adesso vado, mi compro una pistola, tanto che a me personalmente, sapendo il mio passato molto diciamo importante del tirassegno, vengono e mi chiedono proprio come faccio, cosa devo fare, la prendo o non la prendo, e lo si vede da tutte le testimonianze di ogni giorno, cosa sta succedendo con le armi. Insomma, è eccessivo l'agitazione che si crea nelle persone perché non si sentono più sicuri, questo è un dato di fatto ormai. Ecco, ci sono 2 ambiti nei quali può emergere questo sentimento. Uno sono i poligoni di tiro, il tiro a segno, e l'altro sono le armerie. Dai contatti che lei ha avuto, per quanto riguarda il tiro a segno o poligono di tiro, non c'è un'effettiva richiesta di dire, ma però vanno a chiedere informazioni, e questo è indicativo. Sì, esatto. Allora, ovviamente l'ambito del tirassegno è molto delicato, è una struttura molto importante e fatta in una determinata maniera, quindi vanno a informarsi, e poi è una struttura dove si va a fare i famosi porti d'armi, perché sono i 3 tipi, no? Quello tiravolo, quello uso caccia e quello di difesa personale, e bisogna fare un corso di maneggio alle armi. Quindi, per non andare nei dettagli perché è molto complessa la struttura delle armi, la semplifichiamo un po' a livello di diretta, e c'è una richiesta molto crescente, e loro stessi fanno una piccola scrematura, perché se vedono che la persona va là solo e esclusivamente per un atto di vendetta o la prossima volta ci penso, sono loro stessi che con le loro buone maniere li allontanano e li fanno cambiare un attimo idea. Però cosa succede? Di rimpetto queste persone che non vogliono fare sport o non hanno esigenze particolari, a quel punto cosa fanno? Vanno nelle armerie, si informano e cominciano a informarsi su queste famose armi, chiamiamole di libera vendita, e ne stanno acquistando purtroppo posso dire tantissime, perché addirittura ci sono delle armerie in Italia che fanno delle promo, quindi veramente incredibile. Questa è una di quelle? Sì, esatto, questa è un'arma libera vendita, quindi come si può vedere è un problema anche in tutti i 2 sensi, li chiamo io, perché non ha tappo rosso, basta acquistarla con un classico documento di identità e essere maggiorenni, quindi nulla di più. Questo è un 4,5 calibro, quindi le classiche diciamo pallettini di piombo delle fiere, per chiamarli così, che fanno un male incredibile, può andare su un occhio. Sono questi? Esatto, questo qua, questo può essere un problema perché se va su un occhio rende cieco, per capirsi, quindi facciamo sempre questa attenzione. E questi invece sono dei pallini che possono essere di 2 tipi di calibro, chiamiamo 50, di pallettoni di gomma, che in realtà usano lo stesso tipo di pistola, solo che la canna, eccola lì, è molto più grande e quindi è fondamentalmente indistinguibile per una persona che non ha una formazione importante. Questo cosa può comportare? Un gravissimo problema, perché se io ne compro una e la uso male posso scatenare una reazione verso i ladri che magari loro hanno quella vera e quindi pensano di essere minacciati e possono creare un problema. Come peraltro posso sbagliare a sparare o fare così, perché comunque è un'arma di libera vendita, ma è un'arma considerata dalla legge, e far male a delle persone, magari anche di famiglia, perché non so maneggiare un'arma, perché per maneggiare un'arma serve una preparazione molto particolare, quindi quella classica delle forze dell'ordine o di chi fa tirassegno da una vita ed è abituato a fare i corsi e via così. Quindi questo sta creando secondo me un problema importante, tanto che faccio la notizia un po' così, a Napoli poco tempo fa è stato anche bloccato un negozio che faceva le televendite su TikTok con gli sconti perché istigava all'acquisto, no? E quindi bisogna tenere conto che è un'arma e quest'arma non può essere portata, perché anche uno dice no, ma è libera vendita, allora me la porto anche in giro. No, perché lì poi è codice penale. Quindi bisogna sempre avere 1000 occhi, perché poi me la rubano a casa. Esatto. Bene, è un'arma che gira anche questa, perché possono provare a fare una rapina e quindi le persone magari gli viene un infarto. Scusate, non voglio esagerare, ma sta succedendo tutto ciò e quindi va anche frenata questa voglia di giustizia fai da te, ma va frenata e si fermerà nel momento in cui noi cittadini, che siamo in questo momento, scusate ma lo dico, mi metto in mezzo anch'io un po' allo sbando, ci sentiamo più protetti con delle leggi severe. Quindi bisogna che qualcuno intervenga e secondo me nell'immediato non è più prorogabile il problema.
Quindi non c'è solo la richiesta di informazioni, come faccio, come non devo fare, ma c'è proprio anche questa corsa a questa tipologia di armi, cioè è aumentata nell'ultimo periodo l'acquisto e lo ripetiamo, chiunque abbia compiuto 18 anni si presenti con un documento valido chiaramente può acquistare un'arma. Gli viene consegnata immediatamente, va via con la sua valigetta, se la mette in macchina e via, e là ovviamente... Con tutti i rischi di cui lei parlava. Con tutti i rischi che corre per se stesso, per i suoi familiari e anche una reazione, secondo me, che può essere trasformarsi da un semplice furto a una rapina vera e propria, considerando che noi abbiamo tutto da perdere e i delinquenti in questo momento non hanno nulla da perdere, perché parliamo anche di quello che è, in questo momento loro non rischiano mai nulla, quello che vediamo, ed è quello che fa crescere la rabbia, perché vediamo furti, rapine e tutto che alla fine il giorno dopo sono già liberi, e questo sta facendo crescere la voglia di farsi giustizia da sole, ma è un qualcosa, dico sempre, mi raccomando, non usate le armi e non ditelo in giro che anche avete armi in casa, perché anche lì c'è la corsa a dire io ho 10 pistole in casa o cose, e anche quello vi porta i ladri in casa, perché il furto di una pistola o al mercato nero è il soldo più facile del mondo, quindi anche lì evitare di fare, diciamo, l'eroe da Facebook, scusatemi il termine, noi siamo di Facebook ma cerchiamo di eliminare questa situazione perché comincia a essere un po' pericolosa, soprattutto per se stessi, secondo me. Ecco, questo rischio Far West, probabilmente è un termine che viene abusato, però che rende l'idea, ed era un allarme che lei aveva già lanciato diversi anni fa, attenzione che questa, condannando sempre poi questo atteggiamento di volersi far giustizia da sé, perché poi le conseguenze sono tantissime e spesso anche drammatiche, quindi bisogna un attimo, diciamo così, calmare gli animi, ma lo si fa non con le parole ma con intervenendo. Quindi secondo me le istituzioni adesso è ora che si facciano vedere, scusatemi la battuta, non solo per un articolo di giornale ma anche nei fatti veri e propri, stare vicino alle persone, fare degli sportelli d'ascolto, perché io quello che vedo è che la gente ha bisogno anche di potersi sfogare e capire che qualcuno si sta muovendo ed evitare queste situazioni che sono gravissime e pericolosissime perché non portano a nulla. Ma, ripeto, l'abbiamo detto, continuiamo a dirlo, è un anno circa che diciamo questo allarme, e se qualcuno un giorno si sveglia con la testa giusta e gli dice quasi quasi ascolto Demma, potrebbe essere utile, no? Perché non si arrivano a questi livelli qui. E voi in ottobre avevate organizzato una manifestazione a Treviso di fronte alla prefettura, alla quale avevano partecipato anche dei sindaci. C'è sul tavolo, tra le tante iniziative di furti in corso, una seconda edizione 2025, alla luce proprio di tutti questi fatti, perché poi potremo allargare il discorso alle baby gang, cioè nel senso che il tema microcriminalità è molto vasto, voi vi chiamate furti in corso, però poi in realtà sono tanti i post e le segnalazioni che arrivano. Sì, è cambiato nel tempo dal furto in corso, che è nato proprio per un furto in casa, poi è diventato anche lo sfogo e un modello di informazione per anche le baby gang, che è un male non solo della città di Treviso ma in generale di tutta Italia, solo che si nota di più nelle città in cui si è sempre stato un po' di benessere e di serenità, no? Che è in accelerazione incredibile. Noi stiamo facendo sempre dei contatti con dei sindaci che continuo ad avere per cercare di fare delle giornate sulla sicurezza, magari non della sera, e aspettiamo magari in questo momento dei momenti diversi, perché ad oggi la gente ha paura ad uscire alle 5 di pomeriggio, la sera figuriamoci per fare una riunione, no? Magari vengono in riunione e si trovano la casa svaligiata, sarebbe assurdo ma purtroppo paradossale, ma succede. Ma succede, infatti io lo vedo mentalmente in negozio, faccio l'esempio, io ho tantissima gente che mi arriva fino alle 4:30, 5 di pomeriggio e poi cala perché rientrano subito a casa per la paura di dire no vabbè devo scappare perché dopo ho paura che entrano dentro in casa, cioè anche la persona che magari non segue il furto in corso mi fa la battuta, quindi l'agitazione è totale e generale. Cioè si cambiano le proprie abitudini di vita. E noi spesso raccogliamo le testimonianze di chi dice ma magari vado meno al ristorante perché ho paura, magari lascio a casa qualcuno, ma anche ho paura di lasciare a casa magari mio figlio più grande perché se è da solo non mi sento tranquillo, cioè si cambia le proprie abitudini di vita, anche magari il fine settimana fuori uno ci pensa 2 volte per farlo. Ma l'ha già cambiata drasticamente, cioè basta vedere, io vedo la mia idea, no? Io a casa ho 2 ragazzi, ovviamente anch'io stesso non mi sento di lasciarli a casa da soli, mentre magari tempo fa si poteva anche permettersi di un ragazzo un po' più grande, lo lascio a casa anche 2 ore, però in realtà non lo fai più e vedo addirittura che gente che non porta più i figli a fare delle attività sportive verso sera,
perché stavano lì a fare il classico, faccio un esempio, il pattinaggio per 1 ora e mezza, ho detto l'ho ritirata perché lascio casa scoperta 2 ore e quindi non me la sento più, perché poi il danno è talmente grande che non ne vengo fuori. Quindi sta veramente togliendo anche quel poco di svago che c'era delle persone, ed ecco perché proporzionalmente aumenta l'arrabbiatura della gente. Cioè le raccontano proprio di queste... Sì, assolutamente, è un continuo, quindi io per quello che si sfogano con me dicono: Cristian, come posso fare? Perché alla fine ho messo l'allarme, ho fatto tutto, sono venuti lo stesso, perché l'allarme è un buon deterrente ma non li ferma. Quindi... Sì, abbiamo visto immagini di allarmi in funzione e malviventi che comunque se ne vanno avanti tranquillamente. E che passeggiano oltretutto, certo, no? Non è più al massimo niente si quello. spostano nella casa accanto proprio per non dare troppo nell'occhio. Esatto, quindi anche la passeggiata nei giardini li vediamo con una serenità che è ora di chiudergli questa serenità. Quindi facciamo l'appello alle famose istituzioni, quelle che contano, perché poi anche tanti additiamo i sindaci, no? Che ci parliamo sempre, ma il sindaco non è responsabile della sicurezza della città, può prendere voci dei cittadini, andare in prefettura e dire qualcosa, però se poi da lì si ferma tutto è un problema. Quindi lei aveva fatto un video che poi noi abbiamo ripreso, anche perché ci aveva in qualche modo tirati in ballo, proponendo ai cittadini di inviare delle mail al ministro Nordio, ministro insomma veneto, trevigiano e quindi un po' rappresentante del territorio al governo, per un confronto con lei proprio nei nostri studi. Abbiamo visto insomma che i cittadini mandavano le mail, al momento però un riscontro dal ministro non è ancora arrivato ufficialmente. Allora, mail ne sono arrivate tantissime, tanto che un paio di giorni addirittura mi dicevano: Cristian, sto provando a mandarla ma mi ritorna con casella piena, no? Quindi vuol dire che qualche centinaia di mail è stata mandata ed è arrivata. Ovviamente io non pervenuto, nel senso che non l'ho sentito, ho avuto occasione di sentire ieri l'altro il discorso che ha detto sulle baby gang, e quindi ho avuto il piacere di vedere che sta bene, che gira per Treviso. Scusate la battuta, ma in realtà per noi non c'è. E dispiace perché la gente dice: tu ci stai mettendo tanto, comunque è un ministro, comunque è una persona che è al servizio dello Stato, e quindi è giusto che ci dica come può affrontare questa situazione, perché se non la può affrontare lui, che è l'unico che può modificare delle leggi, magari in accordo con Piantedosi e via dicendo, siamo un po' un problematico. È inutile lo sfogo, scusate il termine, sul giornale, se poi in realtà non proseguo nell'andare avanti, no? Capisco che sono tante cose, ma in questo momento criminalità e microcriminalità è oggi un tema che deve essere affrontato, e immediatamente. Ecco, quelle dichiarazioni che poi hanno fatto discutere a livello politico a Treviso, perché qualcuno l'ha visto anche come un'uscita, diciamo così, da rappresentante di una forza politica che sappiamo in questo momento avere dei contrasti interni della maggioranza, ma al di là di queste che sono questioni prettamente politiche, da presidente di Furti in Corso, come ha visto queste dichiarazioni del ministro Nordio? Allora, io vedo sempre che ormai la politica ha fagocitato il problema reale delle situazioni, quindi prima viene la politica e poi i problemi dei cittadini, e quindi sono più concentrati a, scusate il termine, a fare qualche scaramuccia tra di loro, però noi restiamo sempre lì a guardare questo. Io vedo che finalmente almeno è venuto fuori con un discorso sulla criminalità che ha preso coscienza anche poi il primo cittadino, perché ricordiamoci, il primo cittadino ha sempre cercato un po' di ovattare la situazione di Treviso, anche con trasmissioni che avevano fatto vedere dei problemi seri, e ad oggi si è dovuto arrivare al punto di dire sì, è vero, Treviso è così, con tantissime interviste di ragazzi che hanno paura a uscire, di ristoratori, che anche lì noi ci parliamo anche con le attività, perché è una cosa viva, e quindi io reputo che forse oggi è il momento, anche perché il ministro Nordio ci chiami, ci vediamo qui, facciamo 2 parole e dica magari da qua anche a un anno, non vogliamo che lo faccia domani, ma ci rassicuri sul fatto che la pena certa c'è, che le carceri possono essere aperte, nuove carceri, come ha detto lui. Ieri l'altro ha detto: perché non prendiamo le vecchie caserme e le facciamo? Idea nostra, l'abbiamo detto quando in studio con te, mi permetto di dare il tu, scusami, con te un anno fa, ripeti, vuol dire che le idee ci sono ahgiuste, quindi ascoltaci, magari ti diamo una mano. Non voglio farle fare il veggente, però spesso lei conosce, ahimè, quello che è l'andamento anche dei furti stagionali. Sappiamo che ci sono dei picchi, dei momenti un po' più di stanca. Ecco. Che cosa dobbiamo aspettarci da qui ai prossimi mesi? Insomma, ci sono le vacanze di carnevale, spesso molti se ne vanno, poi ci sarà la Pasqua, insomma, sappiamo che con le festività qualcosa si smuove. Allora, l'unica maniera è attendere che ritorni un po' meno
l'imbrunire verso sera e quindi questo cala un pochino, anche se abbiamo visto che ultimamente anche di giorno mi escono fuori. In pieno giorno abbiamo ormai raccontato, c'è certo. un totale. È brutto dire che dobbiamo prendere delle abitudini, cambiare la nostra vita, ma senza farci rovinare la vita da queste persone, ma prendere delle abitudini buone, quindi iniziare a avere dei rapporti con il vicinato molto più buoni, invece di guardare solo se uno cambia la macchina, scusate il termine, ma guardare anche quelle cose buone e darsi una mano, perché sennò uno non può andare alla sfilata dei carri, che ci saranno quelle, e quindi occhio in quella situazione lì, perché sanno che state uscendo a vedere quando ci sono in paese, occhio alle feste di Pasqua, perché anche lì è un buon ponte quest'anno e quindi mi raccomando, ma ci dobbiamo un po' preparare a comunque una serie continua di furti. L'anno scorso l'abbiamo visto che non c'è mai stato un calo quasi, ci sono stati tantissimi furti e dei picchi ancora più alti, infatti stanno cambiando un po' le classifiche su quel punto di vista lì, e che le istituzioni aiutino anche a fare le denunce per furto e per tentato furto, perché questo è importante, perché poi fa importantissimo. statistica questo. Esatto, quindi una campagna che io ancora non l'ho vista e la lancio come allarme sociale: istituzioni, fate una campagna per fare le denunce, perché non la state facendo da più di 2 anni. Cioè andate a denunciare e poi lo scrivete Sempre. su Facebook eccetera, perché questo è anche un modo per allertare i vicini. Assolutamente. Ma prima fate la denuncia Sempre. e poi scrivetelo su Sempre Facebook. prima forza dell'ordine, poi i social, Facebook, Furti in Corso, i social che preferite, ma fatelo sempre poi, ma andate a fare la denuncia, mi raccomando, perché è importantissimo anche per poi disporre di altre numerazioni di polizia e carabinieri che vengono nel territorio. E ultima cosa, non fatevi giustizia da soli. No, non fatelo, perché avete tutto da perdere, famiglia, familiari, amici, e quindi state lì. Piuttosto, è brutto da dire, ma perdiamo una catenina, ma non perdiamo la nostra libertà, perché a noi viene privata. Grazie davvero a a Cristian Demma, presidente dell'associazione Furti in Corso. Naturalmente torneremo ad aggiornarci anche per capire se poi arriverà questa risposta dal ministro Nordio. Noi siamo qui a disposizione. Grazie davvero Grazie Cristian. a voi, buona domenica. Noi continuiamo con la cronaca. Funerale ieri per la piccola Lavenda Odiode, la bimba di 1 anno e mezzo colpita da un arresto cardiaco il 30 dicembre nella casa dove viveva con la mamma, il papà e i fratelli. Hanno voluto che riposasse nella terra che l'ha vista nascere e non in quella nigeriana da dove proviene la sua famiglia. È stata questa la scelta dei genitori della piccola Lavenda Odiode, la bimba di 1 anno e mezzo colpita da un arresto cardiaco il 30 dicembre nella casa di via Trevignano, Montebelluna, dove viveva con mamma Mercy, papà David e 2 fratelli di 3 e 5 anni. Un addio straziante nel cimitero di Montebelluna dopo il funerale nella chiesa di San Gaetano, officiato da Don Maurizio Tosello. Ho sentito il pastore reverendo Davidson Tony, che mi ha, nella sua impossibilità di essere qui, mi ha pregato di presiedere questo momento di saluto. È una liturgia della parola, come vuole confessione particolare di questa famiglia che è pentecostale. Papà David era arrivato con il carro funebre per non lasciare nemmeno un minuto la piccola Lavenda e poi in prima fila, mentre mamma Mercy, in secondo banco, era seguita da un'amica in questo momento di distacco dalla sua piccola creatura. Tra i presenti anche il sindaco Adalberto Bordin a testimoniare l'abbraccio dell'intera comunità di Montebelluna al dolore della famiglia. Un dolore che nessuna parola può spiegare, ha sottolineato il parroco nella sua omelia. L'attesa di questa bambina, parte di David Merci, la gioia per la sua nascita, hanno troppo presto lasciato il posto a una sofferenza acuta, indicibile. Verrebbe quasi da concludere che un destino crudele ha condotto la sua esistenza. Prego per papà David e mamma Merci, perché il Signore vi dia la forza di affrontare questo momento così difficile, che può comprendere solo chi ha vissuto la vostra condizione.
E abbiamo parlato poco fa con Christian Demma di microcriminalità, ma anche baby gang in azione, la rapina alla stazione di Treviso ai danni di un quindicenne, non solo reati tra i giovanissimi ma anche episodi frequenti di bullismo, un fenomeno a cui un istituto del Trevigiano sta rispondendo con diversi accordi stretti sul territorio, dalla cooperativa Solidarietà al Treviso Calcio. I ragazzi che hanno avuto, per fortuna quest'anno ancora nessuno, in sospensione, vanno per qualche giorno, aiutano i ragazzi svantaggiati o con disabilità, e quello è l'opportunità che hanno per rendersi conto che c'è qualcuno meno fortunato. In cooperativa accanto ai più fragili, al posto di restare a casa se sospesi dalle lezioni, è il patto stretto dall'Istituto Comprensivo 5 Coletti di Treviso e la cooperativa Solidarietà. Sono 12 ragazzi delle scuole medie negli ultimi 3 anni afferenti all'Istituto 5 che, una volta sospesi per provvedimento disciplinare, hanno potuto fare questa esperienza dall'alto valore formativo. Fanno lavori socialmente utili, si possono fare tante di queste cose e loro hanno l'occasione di provare una cosa sconosciuta anche agli adulti, che si chiama empatia. Ragazzi che si sono resi protagonisti di comportamenti pesanti nei confronti dei loro compagni, bulli, che spesso nel gruppo trovano il riconoscimento che ne alimenta gli intenti. L'ebbrezza che loro sentono in quel momento di sentire di avere un potere su una piazza, su una via, su un gruppo, e sentirsi gruppo è quello su cui agire. La cifra di una fragilità immensa di questa generazione che tenta di sentirsi un qualcuno all'interno di un gruppo, umiliando, bullizzando, maltrattando l'altro e anche compiendo reati. Reati come l'ultima rapina commessa a Treviso alla stazione delle Corriere ai danni di un quindicenne da parte di un coetaneo che gli ha portato via la giacca. Lo strumento dell'ebbrezza, l'illusione di avere potere sull'altro, e poi però può esserci anche una sorta di racket, di giro di soldi, probabilmente anche per comprarsi la droga. Tra i nuovi progetti che vanno in un'ottica di lotta al bullismo, Ferraro ripropone per il secondo anno consecutivo il corso di difesa personale e lancia l'ultimo accordo stretto con il Treviso Calcio e l'Indomita 21. Partirà un laboratorio di calcio nel campo di calcio vicino alla scuola media e verrà messo in palio dalla società anche l'opportunità di avere 2 abbonamenti per la prossima stagione, però è collegato al discorso del comportamento, per il ragazzo sportivo che però avrà il voto in condotta più elevato. Rieccoci in diretta, parliamo di giovani, non solo disagio giovanile, ma anche di quegli strumenti che permettono a chi è ogni giorno sul territorio di parlare, di confrontarsi nel modo migliore con i giovani. Ne parliamo insieme al sindaco di Ponte di Piave, Paola Roma. Buongiorno, buona domenica. Buongiorno Francesca, buongiorno a tutti. Buongiorno anche al presidente di Ascomo Pitergino Mottense, Rino Rinaldin. Buongiorno Presidente, grazie per essere con noi. E dovrebbe collegarsi, non è ancora collegato, forse il direttore del consultorio Ceto della Famiglia, Adriano Bordignon, che ha fatto da supporto al Comune per questo percorso. Un percorso, sindaco, di formazione minori in relazione, che nasce perché? Nasce per fare un lavoro di squadra con il territorio, in particolare è partita questa iniziativa grazie alla volontà dei nostri agenti di Ponte di Piave, che abbiamo ritenuto di aprire a tutto lo Pitergino Mottense, quindi ai 14 comuni, estendendo questa formazione in via trasversale proprio per fare squadra e lavorare insieme anche nelle modalità di porsi con i ragazzi e anche ovviamente nelle quotidiane situazioni in cui si possono trovare nell'avere ovviamente un lavoro di squadra a margine, ma anche agire ovviamente in sinergia, rispettando chiaramente quelle che sono le regole imposte dalle norme. In questo abbiamo voluto quindi aprirlo un po' a tutto lo Pitergino Mottense, a fare un percorso che è durato naturalmente una serie di una ventina d'ore assieme, proprio con aspetti laboratoriali, dove appunto potevano anche lavorare con situazioni pratiche, anche stimolando dal punto di vista psicologico la situazione, i casi particolari che potevano porsi, e
dall'altro abbiamo ritenuto di aprire questo come volontà che la nostra amministrazione voleva portare avanti, di aprirla ai commercianti, perché il nostro comune sta aprendo adesso i patti educativi di comunità e quindi questo prevede un lavoro sinergico con le scuole, con i commercianti, ma anche con le parrocchie e con tutti gli attori, le associazioni che ci sono sul territorio, e questo era un primissimo step che abbiamo voluto porre in essere. A questo il Centro della Famiglia è intervenuto dandoci chiaramente dei professionisti per questi incontri che sono stati poi aperti ai commercianti, e qui ringrazio il presidente di Ascomo, Opiteria Motten, Serino Rinaldin, perché sensibili a questo hanno voluto ovviamente aderire a questo progetto che permette a loro, che sono delle sentinelle sul territorio, così come le nostre polizie locali, di fare squadra in una situazione che permette non solo di vedere il disagio legato ai ragazzi, ma anche quei casi sociali che difficilmente si avvicinano all'amministrazione, ma che con un lavoro di squadra possono permetterci di agire, avvicinarli anche attraverso i nostri servizi sociali in maniera importante. Quindi, aderendo ovviamente a questa progettualità, abbiamo ritenuto che il primo passo fosse quello verso i ragazzi e quindi partire con i commercianti per poi inserire all'interno di questo poi tutta la comunità come comunità educante, perché ognuno nei propri ruoli, ma anche da cittadino, è tenuto ad aiutare la comunità in cui vive proprio in quel senso di comunità e di appartenenza al territorio che già nella nostra storia appartiene già alle nostre comunità. Presidente, sentinelle vi ha chiamato ed è così il sindaco Paola Roma. Che situazioni vedete voi ogni giorno? Ci sono situazioni di disagio giovanile, quindi problematiche legate ai giovani che riscontrate tra i commercianti? Sicuramente sì, intanto mi scuso per la voce per questo malanno di stagione, credo che parlerò molto meno della nostra sindaca, ma non potevo non venire ed accettare questo invito, perché tanto ci teniamo a questa problematica che spero prima o dopo si risolva. Noi abbiamo aderito proprio perché siamo testimoni di disagi avvenuti ad autisti del bus, minacciati da queste baby gang. Ci sono stati fattori di droga anche a Villorba, c'è stata una baruffa, un litigio grosso in piazza ad Oderzo, e quindi questo ci preoccupa. Potevamo pensare che questo avvenisse anche nelle piccole periferie nostre, ma così è successo. Allora abbiamo pensato di aderire e ci teniamo tanto a trovare una soluzione. Il nostro scopo è quello di creare una comunità tra istituzioni, scuole, famiglie soprattutto, per capire dove e come nasce questo problema. Se ci pensiamo bene, prima non c'era. Quindi bisognerebbe, prima di curare, capire e fare una prevenzione, ma capire perché è nato. E quindi siamo contentissimi dell'invito della nostra sindaca per vedere se insieme possiamo risolvere un problema del genere che tanto ci sta a cuore. Quindi anche nei piccoli centri spesso si parla di questi episodi, baby gang, episodi di violenza, eccetera, immaginandoli nelle grandi realtà. In verità succede anche nei piccoli centri queste situazioni problematiche. Sì, come le avevo già detto, come già sappiamo, abbiamo dei commercianti preoccupati, spesso e volentieri tutti i giorni, per episodi vandalistici anche, e quindi la preoccupazione aumenta e stiamo cercando appunto di capire perché sono nate queste cose, perché un tempo non c'era. Certamente la famiglia, a nostro avviso, ha delle colpe, ma non solo la famiglia, perché secondo me ne hanno un po' tutti noi, ne abbiamo, perché dobbiamo capire l'esigenza di questi giovani, dobbiamo dar loro altre opportunità in maniera che questo non succeda più. Cosa poter fare bisogna che lo vediamo insieme a questo tavolo che prima vi anticipavo. Anche perché poi si ha paura, spesso i commercianti raccontano di aver paura di rapportarsi, magari di riprendere i ragazzi che commettono alcuni fatti. Non ci possiamo avvicinare anche per la differenza del linguaggio.
Noi, suggerito da qualche psicologo, dovremmo adattarci un po' di più al linguaggio dei giovani. Non lo credo tanto giusto e opportuno, bisogna invece che cerchiamo di capire, e insisto, sul perché nasce questa faccenda. Vede, abbiamo una società che sta correndo troppo veloce, abbiamo poco tempo per risolvere problemi che poi ne nascono altri. Bisogna che non dimentichiamo che il servizio militare non c'è più. Non c'è più la comunicazione tra scuola e famiglia. La famiglia sta cambiando, ci sono tanti separati. I giovani non riescono a comunicare con i genitori anche per la differenza dell'orario della scuola con l'orario del lavoro. Certo. Sono tutte problematiche cui dovremmo apprestare un'attenzione maggiore. Ecco Sindaco, nasce proprio anche da qui questo corso, cioè dare quegli strumenti giusti alla polizia locale, al di là di quello che è poi la loro competenza, e ai commercianti proprio per affrontare queste situazioni che purtroppo sembrano in crescita. Sì, esattamente, infatti è stato proprio voluto proprio con il centro della famiglia di fare un percorso prima con le polizie locali, poi singolarmente con la parte dei commercianti. Adesso vogliamo unirli insieme proprio per fare una sinergia e un lavoro territoriale di squadra per vedere come insieme nei diversi ruoli si possono trovare chiaramente quei patti che permettano naturalmente di agganciare i ragazzi, ma soprattutto anche a noi di avvicinare anche altri tipi di situazioni, perché noi stiamo parlando dei ragazzi ma abbiamo anche situazioni magari legate a utilizzo di sostanze piuttosto che a un utilizzo sproporzionato dell'alcol o altre situazioni o al gioco d'azzardo che devono essere prese in carico, e loro con la loro presenza sul territorio noi le abbiamo proprio definite sentinelle perché permettono di essere quel gancio che possa essere un motore per allegare a questo tutta la parte dei nostri servizi, fare anche una prevenzione. Ecco perché proprio senza arrivare proprio all'ultimo nel gestire le situazioni, attività preventive svolte di questo tipo possono sicuramente trovare beneficio se ovviamente svolte insieme. Un aspetto ovviamente particolare è appunto anche il tipo di linguaggio che noi usiamo, giustamente diceva prima il Presidente, anche per le nostre polizie locali che hanno un uniforme, devono far rispettare quelle che sono le norme previste dai codici, devono però avere l'opportunità di agganciare il ragazzo, proprio perché ci siamo trovati in determinate situazioni in cui anche i ragazzi rispondono ad una semplice domanda dove ovviamente vengono chieste le generalità dei ragazzi e chiedono magari se il vicino lo conoscono, rispondono no. E allora per agganciarli e per riuscire a stabilire anche quella corretta modalità di porsi abbiamo la necessità proprio attraverso i professionisti di attivare altri strumenti che sono quelli proprio di arrivare a loro in maniera di diventare con loro dei soggetti che sì devono far rispettare le regole, ma di cui anche il ragazzo si può fidare di esprimere anche quelle situazioni di disagio che ci sono e che magari per paura non riesce a farlo perché messo insieme assieme ad altri ragazzi ha difficoltà ad esprimersi. Quindi questo è proprio un lavoro che parte proprio per sentirci tutti quanti noi degli attori in questo. Questo tipo di intervento poi va ad agganciarsi su quelle attività che già l'amministrazione porta avanti, come quelli dopo scuola strutturati, certo. Poi i dopo scuola legati al volontariato, che abbiamo deciso di svolgere all'interno delle parrocchie. Io ringrazio i sacerdoti perché avendo anche un tempo scuola che quest'anno ovviamente si è allungato e quindi il sabato i ragazzi sono a casa, quegli orari in più li chiediamo ovviamente alle parrocchie, proprio perché quelli che erano anche i nostri punti di riferimento sono delle modalità proprio per agganciare i giovani e per ovviamente fargli capire che è tutta la comunità che lavora su di loro, non siamo noi singolarmente, ma ognuno di noi con i propri ruoli deve prendersi cura di questo. Aggiungo anche un ulteriore passaggio: il centro della famiglia viene anche citato nel decreto Caivano proprio anche per quello che è per l'utilizzo dei social e anche per le situazioni di violenza legate all'interno dei social con la parte dei videogames o più che altro di TikTok, proprio per dare quell'educazione corretta digitale ai giovani, e quindi avere un interlocutore sul territorio di questo tipo per noi diventa fondamentale, perché diventa anche poi un'opportunità per inserirlo anche all'interno degli spazi di ascolto che noi abbiamo nell'istituto comprensivo, per quelle attività che si possono svolgere proprio come dicevo prima nel patto educativo di comunità.
Poi lei ha coinvolto 14 comuni, sì, ha approvato e hanno aderito. Questo è indicativo però forse anche, Sindaco, di quella che è la percezione che c'è bisogno di fare qualcosa. Sì, sicuramente è un'esigenza di tutti quanti, infatti io ho ringraziato i colleghi perché chiaramente farlo solo per Ponte di Piave con i 3 agenti avrebbe avuto un risvolto semplicemente legato a noi, ma avendo grazie anche a un contributo importante che Ascopiave ci ha dato proprio per permettere questo, abbiamo voluto farlo di squadra e chiaramente ha trovato dall'altra parte anche l'opportunità dei commercianti e col Presidente per la parte Opitergino Mottense di dire sì, in un territorio di 14 comuni aver fatto questo è già un primo passo per mettersi in relazione e trovare strategie non solo repressive ma soprattutto preventive e di linguaggio per arrivare a questo. Ecco, in questo percorso che cosa avete imparato, Presidente? Cioè, quali sono gli strumenti che vi sono stati forniti? Abbiamo notato una voglia estrema da parte di tutti di risolvere questo problema e abbiamo imparato anche che mettendoci insieme qualche volta questi problemi si risolvono. Abbiamo anche capito e ci siamo compiaciuti che l'intento delle forze dell'ordine è quello di far capire ai giovani che loro sono loro amici, non sono loro nemici, perché spesso, tante volte, il giovane magari ci sono stati casi che fuggono negli inseguimenti, eccetera, ma c'è tanta comprensione da parte delle forze dell'ordine. Questo lo dovremmo far capire ai giovani, ma non è facile proprio per la differenza del linguaggio. Bisogna che siamo noi a rendere questa credibilità verso di loro e spiegare loro attraverso magari incontri, opportunità che potremmo offrire, a far capire che il dialogo vince più di altre cose. Questo fenomeno del disagio giovanile, ma anche, insomma, parlava il Sindaco anche spaccio di droga, emerge questa preoccupazione tra i vostri associati? Lei diceva una volta non era così e ora abbiamo visto questo. È un problema che emerge al di là di tutte le problematiche legate, insomma, al vostro settore, ma questo negli ultimi tempi... Bisognerebbe chiederlo più che a me alle forze dell'ordine, ma penso di sì. Penso di sì, perché fatti di droga ce ne sono successi, sono stati, e magari questa è una cosa che non fa ragionare i giovani. Per evitare questo io non sono la persona più giusta, però credo che sia una delle chiavi di volta. Però la sicurezza, diciamo, che è un tema che emerge tra i commercianti in questo momento storico. Sicuramente sì. Purtroppo, vorrei dire, purtroppo altre visualità non ne vedo. Vedo anche forse poche opportunità di impegnare i giovani in altro modo. Noi siamo tutti coinvolti. Secondo me ognuno di noi ha delle colpe sicuramente e bisogna cercare insieme di offrire, di fare in modo di offrire qualcosa, qualche opportunità maggiore a questi giovani in modo che non abbiano a continuare a fare di questi atti vandalistici. Vandalismi, ritorna spesso nel suo ragionamento quello dei vandalismi, sono episodi che notate in aumento e che tipologia di vandalismi vi succede anche di sentire, di segnalare? Ma sono quelli poi che avevo già anticipato, sono litigi tra loro davanti a negozi, il negoziante è poi preoccupato per questi avvenimenti, anche perché poi non sai come intervenire, se intervieni ti bastonano, se non fai nulla ti criticano, chiami le forze dell'ordine, arrivano magari e loro fuggono. È una cosa secondo me che bisogna prevenire, come anzitempo vi dicevo, trovare la maniera che io
su questo momento non la saprei definire, ma forse parlandoci insieme, cioè creando questa comunità sinergia che prima vi avevo anticipato, qualcosa di positivo potrebbe uscire. Mettere in rete tutti gli attori, Sindaco, è un po' questo l'obiettivo, per questo il coinvolgimento dei 14 comuni, anche mettere in rete tutti gli agenti di polizia locale di questi 14 comuni, e sappiamo quanto sia difficile, quanto la carenza di personale anche la polizia locale pesi, e quindi giocare di squadra è proprio un modo per mantenere alta l'attenzione sul territorio. E anche proprio per permettere a colleghi che magari tra di loro agenti hanno anche situazioni molto più importanti rispetto al piccolo comune, di far notare come vengono risolti o come ci si attiva rispetto a questo. Quindi già con la collaborazione che loro hanno anche per la parte normativa, per come si confrontano quotidianamente per i casi che accadono, anche avere chiaramente questa attività, perché il nostro territorio chiaramente non è che è un po' come parlare della suddivisione del territorio. La nostra Sinistra Piave, il nostro Opitergino Mottense chiaramente è molto unito, perché è chiaro che i comuni sono molto ravvicinati, ci sono anche i servizi di polizia locale che vengono svolti in forma associata, e questo è un lavoro effettivamente importante di rete che permette anche di indagare su quelle situazioni particolari che però magari sorgono nel piccolo comune, il grande comune magari le ha già evidenziate, e diventa chiaramente uno strumento per fare sintesi, ma soprattutto anche per attivare ovviamente delle modalità uniformi. È chiaro che lavorando di squadra ovviamente il risultato che si ottiene è molto importante. Lo abbiamo ritenuto di fare chiaramente in questo rapporto, perché i patti di comunità diventano fondamentali, sono una delle linee legate anche al piano di prevenzione. Nel nostro comune abbiamo iniziato, grazie al lavoro con l'Istituto Comprensivo, con il Consiglio Comunale dei Ragazzi, ampliando grazie a questo lavoro i patti di comunità, ci permette chiaramente di mettere tutti gli attori, significa anche tutte le associazioni di volontariato, combattentistiche d'arma, perché lo posso ricordare domani, il giorno della memoria. In questo caso con la dirigente scolastica e le associazioni abbiamo voluto domani che ci sia proprio un'attività dei ragazzi svolta con le associazioni combattentistiche d'arma, e invece del ricordo del giorno delle foibe il 10 di febbraio saranno le associazioni combattentistiche d'arma a lavorare per i ragazzi e a dargli un compito per l'anno successivo di individuare cosa vogliono dedicare e dove lo vogliono fare all'interno del comune, proprio per non dimenticare quello che è accaduto, ma questo rapporto diventa intergenerazionale e permette di lavorare proprio di squadra. Ecco perché anche mettendoli a confronto su queste cose diventa fondamentale. Ma poi ovviamente a tutte le associazioni sportive, la parte chiaramente, come dicevo prima, del mondo del volontariato che segue il sociale, ma ovviamente anche a quella parte delle parrocchie, perché io lo ripeto, è un lavoro che deve essere fatto da parte di tutti quanti, da parte ovviamente dell'amministrazione in primis, perché deve lavorare su questo fino ad arrivare a un protocollo, però con la convinzione che ognuno di noi può in ogni momento essere utile per cercare di dare una mano ad ogni individuo all'interno della comunità, quindi una comunità che si prende cura della propria comunità, proprio riportando quel senso di comunità che una volta c'era, perché lo possiamo vedere anche con le persone che incontriamo, con i nostri anziani, quando ricordano di quei tempi in cui anche tra vicini di casa ci scambiava, avevano bisogno di qualcosa, ci si aiutava. Adesso, e lo diciamo anche per il controllo di vicinato, il miglior antifurto è il tuo vicino di casa, e a volte rischiamo che nemmeno i vicini di casa si conoscano. Allora, ritornando nelle basi e con chi ovviamente compone l'ossatura territoriale, come le associazioni, le parrocchie, l'amministrazione, i commercianti, le aziende, cercare di lavorare di squadra proprio per permettere di capire che è una comunità che si avvicina alle persone anche in difficoltà, che sa fare squadra, al di là che queste persone magari non si avvicinano direttamente ai nostri servizi, anche per senso di dignità e per non volontà di caricare qualcun altro della propria situazione. Ma è chiaro che, essendo una comunità, la comunità deve reagire insieme a determinate situazioni. Sicuramente è un percorso non semplice, abbiamo però trovato un inizio anche attraverso i commercianti importante, ma dovremo andare avanti sempre di più su questo, lavorando anche con gli stessi genitori, perché anche in questo quello che noi vogliamo fare è un lavoro di squadra, genitori e figli insieme. Non possiamo fare un lavoro solo sui ragazzi o solo sui genitori,
Dobbiamo metterli insieme e lavorare insieme a loro, anche individuando degli orari per lavorare su questo che siano corretti anche per le parti dei genitori che lavorano, e quindi adeguandoci a questo e adeguandoci che non tutti i genitori possono avere anche un supporto familiare legato ai nonni o legato ad una rete, ma cercare di rispondere a bisogni di questo tipo. Quindi questa è una dei patti di comunità a cui noi teniamo molto, abbiamo voluto iniziare con questo e poi come Ponte di Piave andremo avanti proprio in questo, proprio legato alla nostra comunità in particolare, e come dico, ognuno metterà il proprio tassello per dare una mano alla propria comunità. Chiaramente la prevenzione passa anche attraverso la scuola, l'obbligo scolastico, e c'è un aspetto proprio del decreto Caivano che vi rende protagonisti. Proviamo a spiegare chiaramente del controllo, della vigilanza sulla frequenza scolastica, sull'obbligo scolastico. Che cosa succede, Sindaco? Spieghiamolo. Allora, da parte dei dirigenti scolastici vengono inviate ai sindaci e quindi all'amministrazione le ore di scuola che questi ragazzi, diciamo, non frequentano le ore, soprattutto quando dopo 15 giorni continuano a persistere nel numero massimo di 247, che corrispondono a circa 41 giorni di assenza. Questo porta il sindaco, in particolare perché il decreto Caivano è chiaro su questo, a procedere ad un ammonimento nei confronti del genitore. Significa che qualora il sindaco non proceda è un'omissione d'atti d'ufficio, quindi con tutto il penale dall'altra parte, e ulteriormente comporta ovviamente un primo step in cui il sindaco convoca il genitore per motivare cosa si sta facendo in questa situazione in cui il ragazzo non frequenta la scuola, e da qui magari la parte legata alle consulenze psicologiche che vengono fatte, all'attività del genitore e quindi comprovata, nella quale porta il ragazzo a una determinata situazione, si preoccupa di lui, fa delle azioni che vanno a portare il ragazzo ovviamente a interloquire con il genitore e a lavorare su di lui. Qualora ovviamente tutte quelle attività che dovevano essere poste in essere in questa assenza scolastica non corrispondono naturalmente a pezze giustificative e quindi dall'altra parte hanno un contraddittorio importante, il sindaco procede con un ammonimento che porta anche il genitore in una situazione chiaramente che può essere legata a un profilo penale. In questo caso è proprio una delle attività istruttorie che vengono svolte ed è ovviamente un lavoro che parte prima dal dirigente scolastico, che avvisa prima del decorso dei giorni fino ad arrivare al numero massimo che non deve essere raggiunto, perché altrimenti il ragazzo chiaramente perde anche la scuola e ci si trova in altre situazioni, ma il decreto Caivano titola il sindaco di questa necessaria atto di ammonimento nei confronti del genitore, e anche qui c'è una parte giuridica che è appunto quella legata all'ammonimento, ma che non può finire lì, ci deve essere una parte poi con la quale con il genitore si concordano delle attività anche che le amministrazioni pongono in essere legate alla parte dello sport piuttosto che alla parte legata al doposcuola strutturati, che permettano di reintegrare il ragazzo e di agire insieme su di lui. Ecco che in questo aspetto chiaramente i nostri servizi, che è un aspetto innovativo rispetto a quello che c'era prima, devono essere pronti con delle situazioni che permettano al genitore di avere dei rapporti anche con le nostre istituzioni e quindi in particolare con i servizi sociali, e di lavorare insieme proprio per non permettere che il ragazzo vada a perdere la scuola, perché ricordo i 16 anni come obbligo scolastico, ma non arrivare al termine di quei giorni utili che permettano di lavorare prima con il ragazzo, con la famiglia, ma naturalmente anche con le opportunità che noi possiamo porre in essere. In questo caso riguarda proprio anche quei percorsi che dobbiamo necessariamente lavorare insieme con il genitore, perché non è solamente un percorso che il genitore fa privatamente con il ragazzo ha bisogno magari di un reintegro anche con i suoi compagni, capire il perché magari non si vuole avvicinare agli altri compagni o fare delle attività anche insieme ai compagni, e quindi in questo caso di isolamento cosa ha comportato questo e perché non frequenta. Quindi tutto questo aspetto non è da dimenticare, perché ci sono chiaramente delle sanzioni penali, sono previste rispetto a questo da parte del decreto, e è chiaro che in questi casi noi con i servizi cerchiamo di lavorare proprio per fare sinergia con la famiglia, perché chiaramente non è una cosa che si prende a cuore leggero nel momento in cui si fa un ammonimento di questo tipo,
come del resto il Caivano lo prevede nella situazione di reati fatti dai ragazzi, un ammonimento che arriva fino ai 14 anni, che arriva al questore, ma che chiaramente rimane scritto nella fedina penale del ragazzo. Quindi dall'altra parte, ripeto, è un responsabilizzarci tutti. Ecco perché dico la comunità deve lavorare insieme, perché il singolo genitore con il singolo problema che può avere può derivare anche da situazioni magari in cui il ragazzo viene escluso dai compagni, dalla difficoltà del ragazzo magari anche di salire in autobus per avere dei problemi di essere bullizzato, e quindi magari questo isolamento può pervenire anche da questo. Ecco che dobbiamo lavorare insieme, perché è chiaro che il decreto Caivano, mettendo in capo al sindaco questo obbligo di ammonimento, ci obbliga naturalmente a fare un'istruttoria importante nei confronti del genitore, cioè lavorare insieme, capire da dove si è partiti e capire come insieme possiamo integrare questa attività, lavorando affinché i ragazzi non perdano l'opportunità di concludere gli studi, perché questo significa non dargli un'opportunità scolastica, e qui perdiamo tutti quanti. Le è successo? Ci sono stati dei casi in cui stiamo lavorando, e stiamo lavorando proprio perché c'è stata un'attività preventiva del dirigente scolastico della scuola superiore che ci ha permesso di lavorare con la famiglia e lavorare insieme. Quindi dico, non solo quello che il genitore può fare con il ragazzo, ma anche quelle attività che già l'amministrazione pone in essere, ma che possono essere utili al ragazzo per avvicinarsi a questo. Naturalmente mantenendo la privacy, perché si parla di minori. Quanti casi sono, sindaco, e da che cosa è scaturita questa assenza così prolungata da scuola? Ma allora, io riguardo la parte del nostro territorio, in particolare ci sono stati 2 casi particolari nella quale c'è una serie di fragilità che devono essere messe insieme. Devono essere messe insieme anche quelle situazioni di bullismo di cui i ragazzi si trovano dall'altra parte chiaramente a trovarsi in isolamento, e quindi la non volontà di andare a scuola deriva anche da un disagio di questo tipo, che deve essere non solo compreso ma soprattutto aiutato, ma perché aiutando il ragazzo aiutiamo anche tutti gli altri, perché il ragazzo che crea queste situazioni di bullismo, anche lui stesso ha una difficoltà, ha un disagio che vive, che non riesce ad esprimere se non aggredendo l'altro compagno. Allora in questo caso si diventa di squadra il lavoro fatto proprio su progetti costruiti con loro, con la parte delle educative, di strada, con la parte proprio di soggetti preposti come gli educatori, e quello che noi attiviamo come rete territoriale, perché è chiaro che servono dei professionisti per riuscire a cogliere quelle situazioni di disagio che con figure come gli educatori riusciamo a dare delle risposte. Diversamente noi da soli non riusciamo con un provvedimento a dare una risposta a un ragazzo che è in una situazione di crescita e che ha bisogno di vedere come dall'altra parte invece possano esserci delle persone che si prendono cura, ma che anche vadano ad intervenire in una situazione di disagio. Ecco perché dico l'attività preventiva che facciamo anche all'interno della scuola secondaria con lo spazio di ascolto diventa fondamentale, perché il ragazzo ovviamente con l'autorizzazione del genitore si può rivolgere a questo professionista in forma anonima, può avere un rapporto con lui ma anche con la classe e anche con il genitore, perché poi nella rete si avvicinano i nostri servizi, si avvicina il genitore, e chiaramente è un rapporto che può nascere magari da una situazione di poco colloquio tra ragazzi, ma poi sorge e mette nel ragazzo una situazione anche di chiaramente disagio nell'andare a scuola, e che porta dall'altra parte a una situazione anche psicologica dello stesso di chiudersi e di non voler affrontare dall'altra parte. Ecco perché credo che la parte del decreto Caivano, che dal punto di vista anche di questa situazione crea delle possibili sviluppi proprio dell'inserimento e del lavoro di comunità. Come dicevo prima, un ragazzo ha anche delle reti collegate ai propri coetanei eccetera, sulle quali dobbiamo necessariamente andare ad indagare, perché magari lì dentro scopriremo anche motivazioni legate a questo che portano il ragazzo ad isolarsi, magari perché un ragazzo reagisce in una maniera, ma chi bullizza reagisce così perché magari è un altro tipo di disagio che magari non perviene immediatamente, ma sul quale dobbiamo lavorare tutti, ma soprattutto lavorare assieme ai genitori e fare in maniera che i genitori capiscano che anche questi momenti degli spazi di ascolto sono momenti che le amministrazioni comunali mettono a disposizione proprio per aiutare il ragazzo, per far emergere quella situazione di disagio e allargarla in maniera
trasversale a quello che può essere il gruppo, percependo altri disagi e naturalmente andare a lavorare insieme. Quindi l'aspetto chiaramente del Caivano che dà al sindaco questa tipologia di intervento è un intervento nella quale, responsabilità. Certamente, perché non possiamo girarci dall'altra parte, perché ripeto è un'omissione di atti d'ufficio, abbiamo delle conseguenze penali e chiaramente questo mette però il genitore a lavorare con noi, ma anche il ragazzo, perché dobbiamo arrivare attraverso di lui a quali sono state le situazioni che poi gli hanno creato questo disagio nel non voler proprio affrontare la scuola. È chiaro, non può da solo chiaramente il genitore affrontare una situazione che magari può essere di rete del ragazzo, che non è magari solo della comunità, ma è anche con le attività che svolge ovviamente sportive, ma anche l'attività nelle scuole superiori, che sono naturalmente magari compagni che incontra. Però dobbiamo sempre più lavorare prima in maniera preventiva e in questo credo che anche la parte di ammonimento che, ripeto, dà una responsabilità importante ai sindaci, non è una cosa che viene presa sotto gamba, perché mette proprio sul tavolo un lavoro di tutti quanti e senza ovviamente girarci dall'altra parte, perché rispetto le responsabilità sono per il genitore, quindi far capire anche al ragazzo cosa incombe suo papà, sua mamma nel momento in cui arriva una situazione di questo tipo, e dall'altra ovviamente lavorare insieme in sinergia per porre le basi, per capire anche da dove il ragazzo ha il disagio, ma lavorarci con dei professionisti, perché da soli chiaramente non possiamo farlo. Insomma, questo è un aspetto molto importante che andava chiarito in questo grande discorso che abbiamo fatto, e quindi io ringrazio il sindaco di Ponte di Piave Paola Roma, grazie al presidente dell'Ascom Piergino Mottense Rino Rinaldin, ringrazio di nuovo, grazie davvero ad entrambi, ringrazio in regia Tony Esposito e Mattia Pizzaia. Io adesso vi lascio come sempre alla sigla le previsioni del tempo e poi al film Segreti e Bugie. Buona domenica a tutti.